Oggi domenica 18 ottobre ecco, si festeggia, si celebra una giornata importante per il FAI, ovvero il FAI Marathon. Ormai è un evento che si ripete ogni anno È anche vero. qui ad Agrigento. Quest'oggi una diversità perché gli altri anni si è partito dalla Valle dei Templi, invece quest'anno dal centro storico di Agrigento. Qual è la motivazione di questa scelta? La motivazione è legata al fatto che quest'anno la cattedrale è stato primo luogo del cuore nel censimento FAI, come sapete i luoghi del cuore, oltre 1000 voti, e poi anche perché noi pensiamo che già stiamo operando alla Scala dei Turchi, domani ci sarà appunto l'abbattimento alle 11 del famoso immobile abusivo, poi stiamo lavorando nella Valle dei Templi con la Colimbetra, vogliamo investire nel centro storico, vale la pena anche perché pensiamo che il turista che ama la cultura un giorno resta per la valle, un giorno resta per la Scala e un giorno deve restare per il centro storico che ha tesori splendidi, e oggi speriamo di farli conoscere non soltanto ai cittadini ma anche ai turisti, e vedete accanto a noi turisti ce ne sono tanti. Ecco, ci troviamo in un posto particolarmente doloroso per Agrigento, alle sue spalle c'era una volta il Palazzo Lo Diacono Maraventano crollato, come noto, a seguito di una pioggia battente il 25 aprile di 2 anni fa. Ecco, passare da qui, come mai questa scelta? Beh, la scelta è di passare da tutti i luoghi appunto del centro storico poco conosciuti e quindi anche da qui. Noi abbiamo le guide che fanno parte appunto della curia e ci stanno facendo vedere le cose belle e anche le cose brutte, ma noi dobbiamo assolutamente concentrarci su quello che ancora si può recuperare. Ce n'è ancora tanto e quindi speriamo che anche i cittadini, ma anche voi amici della stampa, ci seguiate in questi passaggi che come fai stiamo investendo davvero tanto ad Agrigento, e sinceramente i risultati sembrano arrivare. Il FAI Marathon di oggi come si snoterà per la città di Agrigento? Da qui abbiamo fatto la Santa Maria dei Greci, adesso stiamo andando al Carcere Vecchio, un altro luogo bellissimo dal quale si vede l'Itria e in realtà si vede poi il castello, e poi l'itinerario più bello è quello che parte dal Mudia senza uscire, Palazzo Vescovile, e ancora Sagrestia Monumentale senza entrare in Via Duomo, e poi la cattedrale fino alla Torre Campanaria. Concluderemo al seminario. Ha parlato anche degli altri beni, ad esempio la Colimbetra. Quali sono i prossimi appuntamenti che avete previsto? Appuntamenti ce ne sono tanti, devo dire che l'appuntamento per noi più importante è quello di domani mattina alle 11, l'abbattimento dell'immobile abusivo alla Scala dei Turchi. Il FAI ha investito 20.000 euro per l'abbattimento ma anche per creare il belvedere, quindi vi aspettiamo tutti domani alle 11 sui luoghi alla Scala dei Turchi.